Ci troviamo a Sarmede per la 41esima edizione della Mostra Internazionale dell'Illustrazione per l'Infanzia, un luogo dove illustratori da tutto il mondo si incontrano, si scambiano idee, ma anche una vetrina importante per illustratori emergenti che qui possono incontrare altri esperti, editori importanti da tutta Europa. Ecco, che effetto fa per un illustratore emergente, magari che è passato proprio per la scuola di illustrazione qui a Sarmede, trovare una vetrina, uno spazio così importante a questa mostra? Sentiamo le loro impressioni. Per me è il raggiungimento di un piccolo sogno, perché io ricordo di essere arrivata a Sarmede nel 2003, e quindi esattamente 20 anni fa, guarda caso, timidamente facendo il mio primo corso di acquerello, e mi si spalancò un mondo. Da allora ho continuato sempre a lavorare nel mondo dell'illustrazione. Ho esposto anche all'estero, in altre sedi, ma io a Sarmede rimango particolarmente legata, per cui sono particolarmente emozionata, anche più che in altre occasioni, e per me è un raggiungimento veramente di un piccolo traguardo, un sogno. Sono felicissima di esporre qui quest'anno, per me è importante. Ho iniziato frequentando un corso qua alla scuola di Sarmede e un po' entrando in contatto con questo mondo che per me è un po' nuovo, e entrando in contatto soprattutto con Gabriel, insomma sono entrato un po' a sorpresa a far parte, a partecipare a questa mostra qua. Ecco. Diciamo, io vivo la scuola di Sarmede come un mio spazio per rinascere, rigenerarmi. Io quasi sempre sono venuta come se andassi in vacanza a Sarmede, perché mi diverto moltissimo, riesco a entrare in contatto con uno stile giocoso, poi che questo si collima col fatto che mi piace disegnare, che mentre disegno trovo anche persone che mi aiutano a tirare fuori sempre di più e che me lo valorizzano, questo aspetto della mia vita che altrimenti si perderebbe fra il lavoro, la famiglia, cioè tutte le altre cose, per me è anche terapeutico. È sicuramente un onore, non avrei mai pensato di poter esporre qua. Ho fatto 2 corsi qui, da cui poi è nato anche questo lavoro che ho portato, e mi fa molto piacere essere insieme a tanti altri bravissimi illustratori che hanno anche pubblicato e ormai sono inseriti nell'ambiente.